Buona serata a tutti dallo studio 1 di Studio Sport, siamo al terzo appuntamento con la parte sportiva sulla nostra emittente World Sardinia TV, vi ringraziamo naturalmente sempre per la vostra attenzione. Oggi naturalmente presenteremo fra qualche istante due ospiti d'eccezione che hanno fatto la storia entrambi del sodalizio bianco-blu del Carbonia Calcio. Sulla mia sinistra abbiamo un grandissimo giocatore del Carbonia Calcio, insomma, lasciando da parte il mito Carlo Zobori, posso dire che Floriano Congiu davvero è stato un grandissimo calciatore del Carbonia e anche a livelli, poteva giocare sicuramente anche a livelli superiori. Benvenuto a Floriano Congiu, benvenuto a un altro personaggio che ha fatto la storia del Carbonia, perché ha guidato proprio il sodalizio bianco-blu per 5 stagioni ai tempi della Serie D interregionale e C2, e benvenuto ovviamente anche Cofele. Benvenuto, grazie a voi. Allora, partiamo subito con chiaramente prima Floriano Congiu con il saluto, poi anche con Checco Fele. Intanto benvenuto Floriano, in questo momento stai allenando i giocatori del Carbonia parlando dei giovanissimi, no? Sì, mi occupo dei giovanissimi regionali del Carbonia Calcio, questo è il secondo anno, è un gruppo di ragazzi che ha un'età che oscilla tra i 13, 14, 15 anni. E naturalmente Checco Fele, che è vicepresidente del Carbonia Calcio. Checco. Sì, gli amici Antonio De Zogos e Carlo Fotti, che sono presidente e vicepresidente, hanno voluto che mi occupassi del Carbonia Calcio nella parte che riguarda l'organizzazione, la gestione, eccetera, e io di questo mi occupo per quanto riguarda il Carbonia. E partiamo naturalmente parlando del campionato di Serie A, giunto alla sua 11ª giornata di andata. Siamo ai risultati: Atalanta batte Bologna 2-1 fuori casa, Sassuolo batte Chievo Verona 2-0 fuori casa, Fiorentina Roma 1-1, Inter batte Genoa 5-0, Juventus batte Cagliari 3-1, Lazio Spal 4-1, Napoli Empoli 5-1, Parma Frosinone 0-0, a Genova Torino batte Sampdoria 4-1 e a Udine Milan batte Udinese 1-0. Velocemente la graduatoria: la Juventus al comando con 31 punti, inseguono Inter e Napoli a quota 25, Milan e Lazio 21, Sassuolo 18, Torino 17, Fiorentina, Roma 16 punti, Atalanta e Sampdoria 15, poi troviamo la formazione del Parma insieme a Genoa 14, Cagliari 13, Spal 12, Udinese e Bologna 9, nelle ultime 3 posizioni troviamo Empoli e Frosinone a quota 6, il Chievo Verona -1, ricordiamo che la formazione Clivense era partita con una penalizzazione di 3 punti. Insomma, parlando subito del Cagliari, un Cagliari che gioca una grande partita a Torino, all'Allianz Stadium, però purtroppo contro questa Juventus in questa stagione forse non c'è nulla da fare per formazioni come il Cagliari, anche se ogni partita fa storia a sé. Parliamo subito con un commento di Checco Fele. Ma per quel tipo di prestazione credo che il Cagliari difficilmente con le altre squadre avrebbe perso una partita del genere, però la Juve quest'anno è in stato di grazia, l'acquisto di Ronaldo e il fatto che Ronaldo abbia scelto la Juve e l'Italia invece di andare in un'altra piazza, in un'altra nazione, oltre che essere stata una cosa molto importante per tutto il movimento calcistico nazionale, la Juve l'ha fatta crescere in personalità e questo credo che sia la porti ad essere fra le migliori squadre d'Europa. E sentiamo anche il giudizio da parte di Floriano Congiu, sia per quanto concerne i campioni d'Italia della Juventus, sia per quanto riguarda il Cagliari. Sì, devo confermare quanto detto da Checco bene, che la Juve è già una squadra che in Italia penso che non abbia rivali e ha una rosa talmente ampia che si può parlare di 2 o 3 formazioni forti da parte della Juve con i diversi giocatori. E il Cagliari, devo dire, ha fatto un'ultima impressione ed non è stata neanche troppo fortunata, perché nel momento migliore è riandata sul 2-1 per quel mal lavorato autogol, e inoltre dal 2-2 potenziale che poteva accadere con Pavoletti, e si è passati con quel micidiale contropiede al 3-1 guidato da Ronaldo, che è un campione assoluto. E dopo aver sentito ovviamente i nostri due graditissimi ospiti opinionisti, possiamo insieme alla regia far partire il servizio dedicato proprio alla partita del Cagliari contro la Juventus. Linea alla regia. Una domenica libera per smaltire la delusione del KO con la Juve e caricare le batterie in vista della settimana di lavoro. L'appuntamento per il Cagliari è per questo pomeriggio ad Asseminello, con l'obiettivo puntato sulla seconda trasferta di fila, stavolta a Ferrara, sul campo della Spal.
La trasferta di Torino non ha lasciato scorie dal punto di vista fisico e disciplinare. Anche questa settimana il giudice sportivo non avrà rossoblù da sanzionare e nessun giocatore ha avuto problemi. Oggi alla ripresa verranno ancora una volta valutate le condizioni dei 3 assenti, Clavan, Lico Giannis e Farias. Per il difensore sarà controllato il problema al tendine d'Achille che lo aveva tormentato dal ritiro estivo con il Liverpool e che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo il primo tempo con l'Inter. Per il greco sembra prossimo il ritorno in gruppo dopo lo stiramento al polpaccio accusato alla vigilia della gara con i nerazzurri. Infine per Farias ci saranno nuovi accertamenti per il problema al polpaccio che lo ha bloccato durante la sosta. Anche per lui questa potrebbe essere la settimana giusta per il rientro in gruppo. Dalla Juve alla spalla, dalla sfida impossibile con la squadra dominatrice in Italia e in Europa a un nuovo scontro diretto. La Spalla, sconfitta anche ieri dalla Lazio, è in caduta libera. Dopo una partenza lanciata, 3 vittorie nelle prime 4 giornate, la squadra di Semplici ha perso ben 6 delle ultime 7 partite, con un solo successo clamoroso sul campo della Roma. In casa ha perso le ultime 3 partite con Sassuolo, Inter e Frosinone. Ecco perché la panchina del tecnico toscano è ora in bilico. Il Cagliari sabato sera a inizio ore 18 è atteso in un ambiente infuocato che chiederà alla squadra di ritrovare un successo fondamentale in chiave salvezza. Per il rossoblù invece sarà l'occasione per spingere in basso una diretta concorrente per una gara dove i punti valgono doppio. E dopo aver seguito insieme il servizio inerente a Juventus Cagliari, ovviamente facciamo un po' il cappello al campionato. La Juventus, a dire di Max Allegri, dovrebbe ammazzarlo questo campionato, ma non è semplice perché ogni partita ha le sue insidie. Ne parliamo insieme a mister Checco Fene, insomma, che di esperienza ne ha abbastanza per poter dare un giudizio su questo campionato. Ma mi pare che per quanto riguarda l'alta classifica, la Juventus, facendo come premessa che nel calcio ci sta tutto e il contrario di tutto, credo che la Juventus sia un po' fuori classifica, anche se Inter e Napoli potrebbero dargli fastidio fino alla fine, a mio modo di vedere, perché in questo momento le distanze sono abbastanza abissali per quello che riguarda il primo posto, però siamo ancora all'inizio e di conseguenza tutto può succedere. Volevo rilevare che secondo me il risultato più eclatante è stata la vittoria del Torino a Genova con la Sampdoria, perché la Sampdoria, a mio modo di vedere, è una squadra che gioca bene, organizzata e di conseguenza non mi aspettavo un risultato del genere. Giustamente, come ha detto il suo allenatore, fa perdere di credibilità a quanto fatto dalla Sampdoria fino ad oggi, perché perdere in casa 4-1 insomma non è una cosa. Per quanto riguarda la bassa classifica, mi pare che ci siano 4-5 squadre più impegnate delle altre a lottare per la salvezza. Il Chievo con la penalizzazione e con la classifica che occupa, anche se ancora presto, direi che è spacciata, e poi gli altri 2 posti se li giocheranno con le squadre che stanno di dietro. Il Cagliari mi sembra abbastanza salvo da ogni pericolo in questo momento e di conseguenza può giocare con grande tranquillità il resto del campionato. E dopo Checco Fene, naturalmente, sentiamo anche il commento di Floriano Congiu. Beh sì, grosso modo, ripeto un po' quello che ha detto Checco. Io per la vittoria finale la Juve è chiaramente favorita. Devo dire che l'Inter mi sembra anche in un'annata abbastanza favorevole, oltre che per la qualità della squadra, anche per circostanze che spesso nel calcio contano, riesce a ribaltare partite. E poi il Napoli che gioca veramente un grande calcio, spettacolare devo dire, forse il migliore, e quindi se lo giocheranno penso anch'io loro 3. Giù il Cagliari sì, è messo un po' al riparo, ma devo dire che c'è una battaglia incredibile per non voler retrocedere, al di là del Chievo che purtroppo chiaramente è molto parte con un grosso handicap, ma Spal, Udinese, Frosinone sono squadre che non molleranno sino alla fine sicuramente. Il Cagliari dovrà comunque lottare anche se gioca un ottimo calcio. E lasciando il campionato di Serie A abbiamo sentito ovviamente i nostri 2 opinionisti per quanto riguarda il massimo campionato. Passiamo a parlare adesso di campionati internazionali e chiaramente partirò domani sera con un volo per Madrid e poi mi sposterò a Siviglia dove giovedì seguirò la partita del Betis Siviglia contro il Milan, una partita delicata per i rossoneri, tra l'altro inseguono ad un punto di distacco proprio dalla formazione del Betis che ha vinto la settimana scorsa a San Siro e quindi una gara tutta da seguire. Naturalmente faremo lo speciale qui su War Sardinia TV. Adesso ne parliamo con i nostri 2 ospiti. Ma la partita che il Milan va a giocare a Siviglia col Betis
credo sia abbastanza impegnativa, anche se il Betis in questo momento mi pare che sia impelagato nelle zone basse della classifica. Sicuramente, con me, è abitudine e tradizione delle squadre di Siviglia e soprattutto del Betis, non si darà per vinto facilmente. Il Milan sembrava attraversasse un periodo abbastanza negativo, però come altre volte è capitato alle due gestioni di Gattuso, quando più o meno viene messo in discussione per i risultati che sta ottenendo, viene fuori la grinta che era stata del Gattuso giocatore e quindi si riprende, e così è stato anche in questa circostanza. Penso che comunque possa sicuramente giocarsi la partita tranquillamente e magari poter ambire ad un risultato positivo. E come abbiamo detto, e come ha detto Checco-Fede, ovviamente una partita delicata per i rossoneri del Milan, e tra l'altro il campionato della Liga è sempre molto molto interessante, lo affrontiamo anche con Floriano Congiu, chiaramente con le formazioni più importanti di questo torneo. Sì, il campionato spagnolo da anni diciamo che vive con Barcellona e Real Madrid e anche l'Atletico, diciamo, il campionato si basa su queste tre squadre. Ora c'è il Siviglia che sta andando abbastanza bene, ma è sempre appannaggio di quelle due squadre. Ora il Real Madrid non è quello dell'anno scorso, perché a parte che manca Ronaldo e non è stato sostituito, ma dopo aver vinto 2 o 3 competizioni consecutive, giusto? Chiaramente i giocatori sono un po' appagati, forse hanno dato molto in questi 3 anni e non riescono a ripetersi. Il Barcellona non è più certo il Barcellona di Guardiola, ma è una squadra fatta di campioni, e c'è ovviamente Messi che insomma è il numero 1. È facile che se lo conquisti anche quest'anno il Barcellona. E naturalmente, sempre parlando di calcio internazionale, ci sarà l'impegno della Juventus allo Stadium contro il Manchester, gara andata vinta dalla formazione di Max Allegri, grande partita. Voglio chiedere ai nostri due ospiti, chiaramente, se la Juve quest'anno sarà in grado di portare a casa la Champions League. A me pare che la Juve quest'anno, con l'arrivo di Ronaldo, oltre che a ciò che gli ha dato in più da un punto di vista tecnico, abbia fatto sì che la Juve acquisisse quella personalità necessaria a far sì che la Juve possa giocarsi assieme alle più forti d'Europa la Coppa dei Campioni. Poi vincere e perdere dipende da tanti particolari, episodi favorevoli, episodi contrari, eccetera. Però credo che la Juve abbia tutto il potenziale per giocarsi fino alla fine la Coppa dei Campioni. E ci sono altri appuntamenti importanti: la Roma che gioca contro il CSKA Mosca, mentre la formazione del Napoli in casa contro il Paris Saint-Germain. È una partita tutta da seguire, quella del Meazza, Inter-Barcellona. Chiediamo chiaramente a Floriano Congiu cosa ne pensa su questa gara. Ma dunque, la partita penso che sia abbastanza equilibrata, perché l'Inter è una squadra che è forte in tutti i reparti, è riuscita a sistemare bene la difesa, cosa che in passato non aveva. In attacco cioè 2 attaccanti che sanno fare i gol in qualunque momento. Ripeto, il Barcellona non è il Barcellona di qualche anno fa, quindi pur essendo una delle squadre favorite per la vittoria finale, l'Inter in casa con un pubblico poi che si preannuncia con San Siro al completo, con 70 e passamila spettatori, penso che la sua la possa dire. E abbandonando ovviamente i campionati internazionali, passiamo a parlare del campionato che vede protagonista il Carbonia Calcio. Come ho detto prima, un parterre de roi. Qui abbiamo sia Checco-Fede, mister Checco-Fede, che Floriano Congiu, è stato un grandissimo giocatore, come ho detto prima. Siamo ai risultati intanto per quanto riguarda il campionato di promozione Girone A. Siamo giunti all'8ª giornata di andata. Carbonia batte Arborea 2-0, Carloforte e Gonos Fanadica 1-0, Idolo Andromeda non disputata, La Palma Montepone Iglesias 3-0, Orrolese Seulo non disputata, San Marco Sant'Elena 2-0, a Santeria Selargius batte Santeria 2-1 e Villa Massaggia Villassol non disputata. Classifica il comando: San Marco 20 punti, insegue il Carbonia quota 18 appaiato alla Palma, quindi Arborea 14, Selargius 13, Seulo 11 punti, Orrolese 10, Idolo, Andromeda, Villa Massaggia e Santeria 9 punti, Villa Sor, Sant'Elena, Gonospana di 7,
Carloforte 4, Montepone Iglesias 2 punti. Insomma, le altre due formazioni suscitane al momento non stanno andando benissimo, anche se c'è da dire che il Carloforte ha vinto la sua prima partita con il nuovo tecnico Comparetti. Era stato esonerato, se non ricordo male, 2 settimane fa l'altro mister, e poi da Comparetti una sconfitta e poi una vittoria per il nuovo tecnico del Carloforte. Per quanto riguarda il Carbonia, insomma, ha fatto una gran bella partita nella giornata di ieri, tra l'altro una giornata infausta, campo pesantissimo, e il Carbonia ha fatto vedere di che pasta è fatto, soprattutto nel corso del primo tempo, 2 gol, doppietta di Giacomo Sanna e soprattutto tantissime occasioni, tra l'altro alcune fallite clamorosamente. Nel secondo tempo ha controllato il risultato contro un'ottima squadra, l'Arborea, che naturalmente era ben disposta in campo. Ne parliamo con il vicepresidente del Carbonia Calcio, Checco Fele. Sì, ieri è stata una partita abbastanza dura, sia per le condizioni del campo che per la forza dell'avversario. Però devo dire che ieri è stata una partita in cui lo spirito di gruppo e di appartenenza a questa squadra si è fatto notare più di altre volte. Abbiamo vinto meritatamente, a mio modo di vedere, abbiamo fatto una buona gara soprattutto da un punto di vista temperamentale e siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo visto in campo. Se l'atteggiamento mentale dovesse essere questo, io immagino che questa squadra si possa giocare uno dei 2 posti utili per cambiare di categoria fino alla fine, insieme ovviamente alle altre squadre che hanno allestito formazioni forti quanto la nostra per poterlo fare. E ovviamente sentiamo anche un parere del giocatore del Carbonia, un giocatore simbolo, Floriano Congiu, su questa formazione mineraria che quest'anno potrebbe assolutamente centrare un obiettivo importante. Sì, devo dire sì, ribadire un po' anche in questo caso quanto ha detto da Checco. Il Carbonia è una squadra che anche lei quadrata in tutti i reparti, c'è un ottimo portiere, una buona difesa, gente esperta a centrocampo, insomma, e c'è anche chi fa i gol, anche se non è particolarmente prolifica ancora, però penso che abbia una formazione in grado di poter raggiungere, con un po' chiaramente di fortuna, che è una componente che ci vuole, questo importante obiettivo che la società si sta impegnando a conseguire, a perseguire, che sarebbe una bella spinta un po' per tutto il calcio della città. E a questo punto ovviamente possiamo mandare in onda dalla regia il servizio che abbiamo preparato proprio sulla partita del Carbonia Calcio, ieri vittorioso sull'Arborea.